Bentornati alla nostra maratona elettorale. Continuano ad arrivare dati, informazioni e indiscrezioni anche sullo spoglio. Siamo ovviamente molto concentrati su Bassano, ma quando arrivano comuni dal circondario, in questo caso eravamo pochi minuti fa a San Zenone degli Ezzelini, dove è stato confermato Fabio Marin, corriamo con i nostri giornalisti, con i nostri operatori, raccogliamo subito dirette interviste. Noi presentiamo il secondo ospite in studio, Manuel Remonato di È il Momento. Grazie per essere venuto qui con noi a commentare questa giornata. Abbiamo ancora ospite Isabella Dotto. Cambiamo formato, cambiamo formazione, se vogliamo usare una metafora calcistica. Abbiamo un attacco a due punte perché i nostri ospiti insomma sono molto preparati. Ma prima di andare a parlare con i nostri ospiti vi facciamo vedere, sempre con la regia di Fabio Verin, un risultato clamoroso che arriva dall'altopiano dei 7 comuni. Il nuovo sindaco di Gallio è Marinella Sambugaro di Gallio Comunità Territorio. Sembrava incredibile fino a qualche giorno fa, invece è successo. Munari non è più sindaco di Gallio, storico primo cittadino, ha perso per 30 voti, 691 contro 725, molto più staccato Gianna Margolongo di Gallio Domani, ma questa è una notizia che non molti si aspettavano dall'altopiano dei 7 comuni, un cambio piuttosto deciso all'interno dei comuni. Sappiamo che sono già stati confermati Rigoni Stern di Asiago e Antonella Corradin di Lusiana, invece cambia il sindaco di Gallio. Cambieranno probabilmente anche quelle che sono le dinamiche all'interno di un territorio molto complesso. Torniamo dai nostri ospiti. Allora, chiediamo alla nostra ospite se possiamo dare parola giusto per una questione di cortesia, a Manuel Remonato di È il Momento. Come sta andando? Avete informazioni, dati, qualche indiscrezione? Ci parlava di un paio di seggi a sorpresa in cui avete fatto bene. Io sono appena uscito dal seggio di San Lazzaro, San Fortunato, dove il risultato è stato molto positivo, almeno il risultato ufficioso, il 25% nel seggio di San Lazzaro e il 18% nel seggio di San Fortunato. Quindi stiamo davvero, sono seggi in cui noi siamo cresciuti, in cui noi abbiamo anche portato il nostro contributo, quindi la cosa bella è che sono state riconosciute le persone in quello che è stato anche il nostro lavoro anche di questa campagna elettorale. Quindi siamo soddisfatti, ma in ogni caso noi siamo soddisfatti del percorso che stiamo facendo e del percorso che andremo a fare. Abbiamo due esponenti di due coalizioni diverse e per molti versi anche lontane fra loro, e vi chiediamo a questo punto, chiediamo prima a Isabella Dotto, dovesse esserci un apparentamento, lei sarebbe favorevole a una riunione del centrodestra? E Remonato, lei sarebbe favorevole a subentrare magari con Campagnolo? Cominciamo da Isabella Dotto. Allora, questa è una scelta che spetta innanzitutto a coloro che sono protagonisti di questa partita elettorale, io credo. Poi per quanto riguarda un'osservazione, se mi permette, sull'esito delle elezioni che ci sono state a Gallio. Volevo interloquire su questo. Ho avuto modo di conoscere Marinella, la nuova sindaca che è stata appunto eletta, e ho apprezzato anche le sue qualità, quindi sono molto contenta che sia riuscita a vincere questa competizione elettorale. Peraltro ci siamo supportate vicendevolmente, abbiamo avuto modo anche durante questa campagna elettorale di incontrarci a Gallio e di riunire più persone per affrontare proprio i temi della montagna, e questa è stata un'occasione dove appunto ho potuto conoscere e apprezzare le sue qualità. È un insegnante, quindi ha tutti i requisiti per poter, io credo, fare bene e riuscire a gestire al meglio Gallio. Quindi apro una parentesi, per lei non è una sorpresa così grande come per altri? No, l'avevo intuito, l'avevo conoscendola, parlandoci assieme e conoscendo anche le persone, la sua squadra. Fin dall'inizio ho ritenuto che potesse riuscire a vincere questa competizione elettorale, perché avevano tutte le qualità. Ogni persona componente di quella squadra sono persone che hanno le loro specificità, le loro esperienze, persone che sono in grado, io credo, siano proprio all'altezza del ruolo che andranno a rivestire. Manuel, dicevamo
secondo turno, probabilmente vediamo come va a finire, ma insomma Campagnolo ormai è quasi certo di poter accedere al secondo turno. Siete favorevoli so che è presto per parlarne, ovviamente poi sono tutte delle dinamiche che vanno discusse all'interno delle coalizioni, siete favorevoli a un avvicinamento magari al candidato Campagnolo, o sarà un fate quello che ritenete, libertà di voto? Noi arriveremo, vedremo le richieste che ci saranno anche, nei prossimi giorni sicuramente ci troveremo e chiederemo in realtà due cose molto fondamentali. La prima cosa è l'adesione rispetto a quello che è il nostro programma elettorale. Siamo andati in queste settimane nelle case dei cittadini con un programma ben specifico. Chiederemo l'adesione del programma elettorale, ma non solo, chiederemo anche il seguire delle modalità che noi in questi mesi abbiamo portato nella politica bassanese, modalità che vanno contro quello che è un attacco continuo tra le forze politiche, modalità che possono andare verso una collaborazione per il bene della città, e su questo quindi sia il metodo che il contenuto saranno per noi fondamentali per la scelta anche di un eventuale avvicinamento con una forza politica. Quindi su questo sarà molto importante il dialogo che avremo da qui ai prossimi giorni. Ecco, che forza politica? Io ho parlato di Campagnolo per una mia idea personale, per la mia esperienza. Potreste parlare anche con altre forze politiche? A noi, come abbiamo fatto ancora nel secondo mese di campagna, quando è stato proprio il mese dell'ascolto, andremo ad ascoltare le forze politiche che verranno a chiederci, ascolteremo, porremo i nostri temi, ci rifletteremo all'interno della nostra squadra e decideremo. Questo non è un modo per non dare una risposta, ma perché è quello che effettivamente faremo nei prossimi giorni. L'abbiamo dimostrato, vogliamo continuare a farlo. La decisione che prenderemo comunque sarà il continuare a tenere il nostro metodo, il nostro modo, i nostri programmi in maniera forte anche nel Consiglio Comunale. Quindi chi accetterà questo potrà averci in squadra e potrà essere con noi un bene anche per Bassano, per il programma da portare alla città. Prima di passare parola nuovamente a Isabella Dotto, io sentirei Monica Smiderle che dal municipio di Bassano ha novità per noi. Monica, buonasera, che cosa succede? Rieccoci nuovamente in diretta, scrutinio che va a rilento, siamo fermi ancora a 10 su 41, quindi è uno scenario ancora tutto aperto. Abbiamo 1144 per Campagnolo, Roberto Campagnolo, 1010 per Elena Pavan e poi 896 per Nicola Finco, 506 per Gianni Zen e poi Roberto Marin 331. Ma con me c'è Roberto Gerin, che è il capogruppo uscente della Lega Nord, Lega in Consiglio Comunale. Allora è stata una campagna elettorale difficile, direi, ma è stata anche una chiusura di amministrazione comunale difficile. Sì, abbiamo chiuso questa esperienza amministrativa con qualche difficoltà, nel senso con qualche passaggio di consiglieri da una squadra all'altra. È un finale quindi di amministrazione intenso, pesante, che però ci ha portato a queste nuove elezioni per le quali stiamo aspettando appunto il nuovo sindaco. E insomma viviamo un po' con trepidazione questi numeri che cambiano di momento in momento, fermo restando che sì, la coalizione di Roberto Campagnolo la vediamo in testa, quindi bravo per la campagna elettorale forse intensa che ha fatto, spinta. Diciamo che questo accordo Fratelli d'Italia-Lega che non è andato a buon fine purtroppo ha portato un po' anche di scompenso, no? E quindi con delle difficoltà a raccogliere i voti in maniera compatta. Come commenta il risultato della Lega alle europee e il provvisorio anche per quanto riguarda le comunali? Diciamo che la Lega indubbiamente passa da un 34% a un 9% circa, quindi è ovvio che rispetto alle europee siamo in netto calo e rispetto alle politiche diciamo che abbiamo tenuto, la Lega rimane sul territorio, rimane con uomini e donne militanti che lavorano per il partito e quindi diciamo che non sempre si può vincere. Ecco, questo momento magari diciamo un po' più difficile, però insomma proviamo a recuperare nel tempo. Che scenario vede alla luce insomma dei dati provvisori che ci sono adesso? Diciamo che Campagnolo lo danno in questo momento in testa e diciamo Finco Pavan che un po' se la contendono. Speriamo, indubbiamente c'è un ballottaggio, ci sarà un ballottaggio, speriamo che al ballottaggio ci sia insomma un accordo tra le forze di centrodestra, direi importante perché ne abbiamo veramente necessità. Che scenari vede appunto in termini di possibili alleanze al momento del ballottaggio?
Ma è indubbio che il centrodestra appoggi il centrodestra, cioè il centrodestra non può non andare compatto al ballottaggio, lo deve fare, ma per ovvie ragioni, sia che al ballottaggio vada Finco o vada Pavan, comunque il centrodestra non può permettersi di non andare unito. Senta, lei è un volto storico della politica bassanese, della Lega bassanese, come mai non si è candidato? Ma diciamo che impegni di lavoro mi hanno tenuto fuori in questo momento dalla tornata elettorale, anche un po' con dispiacere, perché diciamo che il ruolo di consigliere insomma mi ha affascinato, mi ha portato molto, il ruolo da capogruppo ancora di più. Diciamo che salto questo turno e poi vediamo il prossimo cosa succederà. Ferdinando, noi siamo a tua disposizione. Monica, noi vi ringraziamo per queste dichiarazioni, abbiamo 2 ospiti in studio da salutare, quindi ti cedo la linea, siamo pronti a riceverla in qualsiasi momento, ringrazio anche il tuo ospite. Andiamo avanti, allora, una battuta a testa su questa situazione, su questo momento. Isabella Dotto, una battuta di più alto respiro, cosa cambia in Regione con questo voto? Beh, sicuramente, indubitabilmente Forza Italia ha fatto un buon risultato. Questo è un dato certo anche a livello nazionale ma anche a livello regionale. C'è un clima che sta cambiando. Molte persone si stanno avvicinando a Forza Italia proprio per le motivazioni che ho spiegato prima, perché Forza Italia rappresenta quella forza moderata e quindi tante persone hanno necessità, bisogno di essere rappresentate da una forza moderata e non estremista. Quindi non una comunicazione fatta di slogan senza poi avere delle soluzioni concrete ai tanti problemi. Il primo che io vado a ribadire che è quello della sanità. Perché in Regione Veneto noi abbiamo un grosso problema, la gente che ho incontrato in questa campagna elettorale me lo ha confermato, che è quello della sanità. Raccogliamo ovviamente questa istanza, il tema della sanità è una delle nostre battaglie, lo sappiamo, quotidianamente riceviamo dai nostri cittadini, dai nostri telespettatori proposte, domande, segnalazioni, doglianze, perché quando c'è qualcosa che non funziona bisogna in qualche modo sistemarlo. Manuel Remonato, la tua prima campagna, la sua prima, mi perdoni, campagna elettorale, e che cosa le resta? Mi resta una grande speranza che vorrei anche lasciare anche a tutti i cittadini, perché la speranza rispetto delle competenze che nel nostro Veneto stanno tornando e ci sono non solo di giovani ma di persone che stanno creando una famiglia è qualcosa che in questa campagna elettorale si è visto e che vogliamo portare avanti. Quindi su questo per me mi rimarrà dentro, ma spero che rimanga dentro anche a molte persone che hanno vissuto questa campagna. Lo vedremo nei prossimi 5 anni, quindi su questo io ne sono molto consapevole e sono convinto che faremo davvero bene nei prossimi anni. Noi raccogliamo questi 2 auspici per il futuro, ringraziamo i nostri ospiti, andiamo avanti con la nostra maratona. Vi facciamo vedere un altro risultato che ha del clamoroso, perché a Roana c'è un nuovo sindaco ed è Luigi Martello, che vince con Uniti per Roana e per l'Altopiano con il 61,18% dei voti e 1634 voti, mentre la sindaca Elisabetta Magnabosco deve cedere il comune con la sua lista 6 frazioni, un comune Roana, raccoglie il 38,8% delle preferenze e 1000 voti, quindi 2 comuni importantissimi dell'Altopiano che cambiano sindaco in un momento davvero complicato anche per il futuro di un territorio. Ricordiamo, abbiamo appena appreso che Emanuele Munari non è più sindaco di Gallio e in questo momento apprendiamo anche che Elisabetta Magnabosco non è più sindaco di Roana. Quindi arrivano anche risultati clamorosi, ci sono state molte conferme, abbiamo visto quella di Rachella, abbiamo appena sentito Fabio Marin da San Zenone degli Ezzelini. Per quanto riguarda l'Altopiano abbiamo sentito anche che c'è il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern che è stato confermato e Antonella Corradin che è stata confermata, ma questi 2 cambiamenti di Gallio e Roana insomma hanno lasciato molta sorpresa in tutto il territorio. Non
per motivi naturalmente di qualità dei candidati, ma proprio perché si trattava forse di candidati poco noti. Rivediamo allora, vediamo questa grafica con la situazione di Bassano. Siamo ancora piuttosto indietro, siamo a 10 sezioni su 41, ma crediamo che si possa delineare da qui già una visione di quello che sarà il proseguo di questa giornata. Allora abbiamo Roberto Campagnolo 34%, Nicola Finco 26%, Elena Pavan 25%, Gianni Zen 7%, Roberto Marin 8%. Ripetiamo, sono dati piuttosto datati, non sono proprio dell'ultimo minuto. Ci risulta anzi che la proporzione fra Finco e Pavan in questo momento sia forse invertita rispetto a quello che abbiamo visto, ma è ancora lunga, anche se pare che ormai ci si sia avviati verso una raccolta di informazioni piuttosto rapida. Abbiamo due ospiti in studio, parto dalla mia destra, Stefano Monegato di Fratelli d'Italia. Grazie per essere qui con noi, e abbiamo Paolo Bortignon, naturalmente volto molto noto da Rosà di tutto il territorio. Allora approfitto che abbiamo l'immagine fissa su Paolo Bordignon e chiediamo a lui come ha visto questa tornata elettorale, l'esplosione di Fratelli d'Italia alle europee, dati importanti anche a Bassano. La Lega fa un passo indietro, che cosa sta succedendo? Sta succedendo, è alquanto strano quello che è avvenuto. Innanzitutto quello che posso dire da uno che ha una militanza alla partita della Lega è una confusione dei partiti, una disaffezione alla politica, e questo è un dato che tutti i partiti, tutti in generale, devono far riflettere, devono portare la gente a votare. I partiti devono fare scuola di politica, che è importante questo, e devono avvicinare la gente. Sotto l'aspetto delle amministrative si sono giocate, i partiti non hanno fatto la sua, e naturalmente si sono giocate tante partite, soprattutto personali, che non va assolutamente bene per il territorio. Allora, prima di andare dall'altro nostro ospite, andiamo a Mussolente, perché c'è un nuovo sindaco, c'è stato un sorpasso letteralmente all'ultimo minuto. Claudio Mazzocco sembrava in vantaggio e invece c'è un nome che l'ha superato, ce lo racconta Mirko Cavallin. Eccoci Ferdinando, ben ritrovati da Mussolente. Sì, un sorpasso all'ultima curva. Elena Bontorin forse non ci credeva neanche più lei a 2 sezioni dalla fine. Esatto, è stata dura, abbiamo perso qualche anno di vita, ma ce l'abbiamo fatta, e dopo 10 anni di duro lavoro i misquillesi hanno deciso di darci la fiducia per altri 5 anni, e noi ci impegneremo davvero da domani a riprendere da dove avevamo lasciato in realtà questa mattina. Sì, infatti lei è stata assessore uscente, e adesso però da sindaco cambiano le responsabilità. Certo, cambiano le responsabilità, ma siamo pronti, sono pronta a costruire una nuova squadra con qualche volto noto e qualche volto nuovo, tutti motivati e tutti pronti a partire. Una settimana di rodaggio che costruiamo la squadra, e poi via, non ci ferma più nessuno. Le prime cose da fare, in continuità ovviamente con l'amministrazione precedente, come si suol dire? Portare avanti i progetti che già abbiamo in programma, la rotatoria che ci collegherà con i Marini e Sacro Cuore, va a risolvere un incrocio adesso difficile, il centro polivalente di Casoni che diventa la casa delle associazioni una volta ristrutturato, il ponte in via del Ru sul torrente Giaron che attende la ristrutturazione da tanto e a breve partirà, e poi andiamo avanti, sistemazione del municipio, tante cose già in programma e che non vediamo l'ora di portare a termine. È imminente, credo a minuti, la proclamazione proprio qui nella sezione, no? Mi stanno chiamando adesso, quindi sì, è ora della proclamazione. Allora direi, Ferdinando, che possiamo anche provare a seguirla in diretta, se sei d'accordo, no? Intanto con Simone Squarcina ci spostiamo anche noi, dicendovi che poi la nostra prossima tappa sarà quella di Cassola, comune sopra per poco, ma sopra i 15.000 abitanti. Allora Mirko, ti do per qualche istante la linea e te la richiedo appena. Benissimo, andiamo avanti, infatti quello volevamo dirvi. Andiamo dal nostro ospite Stefano Monegato. Esplosione, un boom, Fratelli d'Italia a livello di europee, ma abbiamo visto anche nei comuni c'è un cambiamento di tendenza, o invece è quella la tendenza?
Diciamo che come 20 anni fa andava Forza Italia, 10 anni fa andava la Lega, adesso c'è Fratelli d'Italia che sta tirando l'area moderata e centrodestra, e l'area è un po' cambiata e questi sono i dati evidenti da parte di tutto a livello nazionale. Ecco, ma una domanda che abbiamo fatto ad altri esponenti del centrodestra, ma vedendo questi risultati, parliamo delle comunali di Bassano, non si faceva prima correre uniti e a quest'ora eravate anche voi lì come altri comuni con lo spumante a brindare? Purtroppo, diciamo, per incomprensioni, personalismi, siamo arrivati a questo punto. Chiunque vada dell'area moderata di centrodestra, che sia Pavano, che sia Finco, io credo che bisogna trovare una quadra del cerchio per non far vincere la sinistra alleata all'estrema sinistra, una città moderata come Bassano, che come dice lei al primo turno avrebbe vinto tranquillamente se fosse stata unita. Questo è un impegno che personalmente mi porto avanti. Ecco, lei, Paolo Bordignon, ovviamente non è coinvolto direttamente, ma se lei fosse nei rappresentanti della Lega di Bassano farebbe un pensiero su questa possibilità? Beh, non c'è alternativa in questo momento, anche se a farlo a posteriori è una delusione unica. Se l'accordo andava fatto prima e là dovevano intervenire entrambi i partiti, parlo di vertici regionali, sicuramente non stavamo qui ad aspettare, perché c'era una vittoria schiacciante su tutti. Io l'ho provato un periodo a Cassola, che il partito mi aveva dato il mandato di fare l'unione del centrodestra, anche lì per personalismi non siamo riusciti a fare questo. Naturalmente a posteriori non si deve fare altrimenti, non si può fare altrimenti. Ecco, Rosà non è certo un paese satellite di Bassano, diciamo che siete vicini, siete dirimpettai di Bassano, ma da più parti si parla ormai di un territorio che deve ricominciare a marciare unito nella stessa direzione dopo alcune occasioni, non solo con l'ultima amministrazione, parliamo di anni in cui a volte si è persa la leadership sul territorio e il punto di riferimento verso la regione, verso il governo magari. Questo è un altro punto importante. Stiamo parlando di area vasta, stiamo parlando di un unico territorio, quello bassanese. Con queste elezioni bisogna veramente poi cominciare a ripartire, a lavorare assieme e non c'è un comune che prevalga su un altro, qui è un territorio che deve crescere assieme e quelli che sono messi alla regione, soprattutto quelli che hanno degli incarichi anche a livello più alto, devono capire ed aiutare gli amministratori locali che sono loro il perno, il fulcro verso la gente e con la gente, per cui ci deve essere un gioco di squadra di tutti i partiti, indipendentemente destra o sinistra, per lavorare per far crescere un territorio, questo è amministrare. Torno dal nostro ospite di Fratelli d'Italia per una domanda più politica. Pronti ad andare naturalmente a Mussolente nel momento in cui dovesse iniziare la proclamazione, perché vogliamo seguire in diretta. Secondo voi c'è il traino, i voti che ha preso Giorgia Meloni a livello delle europee, è stato un traino su Bassano o invece i cittadini hanno proprio scelto Fratelli d'Italia Bassano e la Pavan per quello che vediamo finora naturalmente? Sicuramente c'è il traino della Meloni, ma anche la qualità della squadra messa in campo da Fratelli d'Italia. Ci sono 2 vice sindaci, vari assessori ed ex consiglieri comunali, la qualità della lista sicuramente era importante. Dopo nelle comunali si sa che con 320 candidati le preferenze si disperdono in vari rivoli e quindi non si può certo riprendere i voti entusiastici delle politiche o delle europee in questo caso. Che campagna elettorale è stata? Abbiamo visto momenti non del tutto bellissimi come campagna elettorale, a volte anche qualche colpo basso, insomma non è stata una campagna elettorale semplicissima. No, non è stata una campagna elettorale neanche gradevole, piacevole, fatta spesso su scontri. Adesso io mi auspico che si torni anche a un livello più amichevole, diciamo, ripeto, perché l'intenzione è di non dare la città in mano alla sinistra, all'estrema sinistra, anche con la continuità dei lavori. Ricordo Viale delle Fosse deve essere completato, il Ponte Nuovo, il secondo stralcio deve essere completato, si parla di una palestra in zona San Vito nuova, si parla della rotatoria al Gazzettino che dopo 30 anni sembra che il comune di Bassano e Cassola abbiano trovato l'accordo, quindi ci sono dei lavori in itinere che vorremmo portare avanti e completare. Invece la Lega non quella di oggi, la Lega finito non la tornata odierna, ma immaginiamo fra 2 settimane il ballottaggio, perché ormai quella è la direzione che si è presa.
Cosa deve fare la Lega fra 2 settimane per non vedere più i dati che abbiamo visto? Ricordiamo che nel giro di 5 anni c'è stata una perdita quasi del 30% a Bassano e dintorni per quanto riguarda le europee, una perdita importante anche sul comunale. Che cosa deve fare il partito per prendere una nuova strada? La Lega deve trovare un punto di equilibrio, per l'equilibrio che nasce soprattutto dall'aspetto da cosa è nata la Lega. È una Lega territoriale, per cui parliamo di Veneto. Soprattutto l'aspetto Veneto è importante per la Lega, dobbiamo partire dai territori, dopodiché ci allarghiamo come stiamo facendo, abbiamo già fatto, forse abbiamo corso troppo per allargarci, ma quello che rimane forte della Lega, che è il zoccolo duro, è la base veneta, per cui anche a Zaia, il governatore, ma tutti gli assessori regionali devono lavorare nel territorio ancora una volta per dar forza ai comuni e agli amministratori locali. Solo questo è un modo per passare e trovare un punto di incontro tra la Lega, che è quella territoriale, e la Lega nazionale, che naturalmente ha come obiettivo, io sono della Lega perché ho messo dei punti principali, l'obiettivo, il federalismo, l'autonomia, che sono dati che sono incontrovertibili. Se ci vuole andare avanti dobbiamo per forza percorrere questa strada e dobbiamo fare assieme, anche se all'interno di una coalizione con Fratelli d'Italia, che naturalmente si deve lavorare assieme. Ecco, questo vale per Fratelli d'Italia, diciamo, chiamiamola filiera, passateci il termine. Una volta era la filiera di Forza Italia, c'è stato il periodo della filiera della Lega che aveva un riferimento in regione e uno al governo. Adesso questa cosa sembra piuttosto facile per Fratelli d'Italia se entra la casella del governo regionale, quindi lei è d'accordo con quelli che dicono che Fratelli d'Italia con questi risultati deve poter esprimere il prossimo candidato a Presidente della Regione? Guardi, diciamo che la Lega amministra già come Presidente il Friuli, il Veneto, la Lombardia e il Trentino, quindi non vorrei nessuno scandalo se fra un anno ci fosse un Presidente di Regione di Fratelli d'Italia. Ci sono gli uomini e le donne adeguate, attrezzate e sicuramente competenti per svolgere questo ruolo, però questo lo decideranno i partiti certamente, non certo da Bassano. Mi fa un nome secondo lei che potrebbe essere un buon candidato per la Regione di Fratelli d'Italia? Si sente di esprimersi? Si parla del ministro Urso, si parla della Donazan, si parla del segretario regionale di Fratelli d'Italia, ci sono vari nomi in campo, diciamo, ce ne sono, persone di qualità sicuramente. Quello della Donazan è un nome che è emerso oggi, più di qualcuno ha detto che la Donazan sarà il prossimo, magari portandosi un po' avanti, Presidente della Regione Veneto. Vedremo cosa succederà. Un risultato notevole sicuramente, le europee, ha lavorato molto bene come assessorato e soprattutto per le categorie economiche. Lei darebbe un braccio, presumo, per fare il Presidente della Regione, è una persona sicuramente competente e preparata. Io a questo punto chiederei ai nostri ospiti di stare qui in studio per capire se possiamo andare da Mirko Cavallin, giusto per capire che ci aggiorni su cosa sta succedendo, perché noi abbiamo un monitor di servizio dal quale vediamo quello che succede e c'è un po' di attesa e di aspettativa, non capiamo se siano i risultati confermati, se ci sia magari qualcosa che deve essere ancora sistemato, oppure se è giusto un tempo tecnico per poter vedere poi la prima proclamazione ufficiale di oggi, ecco. Allora, il tempo tecnico è la compilazione di tutti i verbali, calcolatrice alla mano, che il Presidente della prima sezione sta facendo in questo momento, che Simone Squacina vi può anche far intravedere. Qui c'è diverse decine di persone qui nella scuola elementare di Mussolente, ci sono i presidenti di tutte le sezioni elettorali, dovrebbe essere questione di attimi, ma ovviamente sappiamo che queste formalità burocratiche, formalità non sono, perché sono quelle che poi certificano ufficialmente la proclamazione del sindaco, che a momenti il presidente della prima sezione farà. Appena siamo pronti siamo qui. Ringraziamo Mirko Cavallin per questa prima proclamazione, ci vuole ancora qualche momento. Andiamo a vedere se arrivano altre notizie dall'altopiano, giusto per i nostri ospiti. 2 sindaci dell'altopiano non sono stati confermati. Emanuele Monari e Elisabetta Magnabosco non sono più sindaci rispettivamente di Gagliorano, una notizia che non tutti si aspettavano, ma ci sono 2 nuovi sindaci, adesso vi ritroviamo anche i nomi. Invece è stato confermato Roberto Rigoni Stern e naturalmente Antonella Corradine. Vi faccio una domanda che esula dal contesto del tutto bassanese. Parliamo di territorio, abbiamo sentito un territorio che deve essere unito e Bassano guarda solo a sud o bisogna anche prendersi in carico quello che è l'altopiano come territorio di riferimento? Beh,
Sicuramente l'altopiano è legato a Bassano e viceversa, perché c'è uno scambio anche di persone, di gente che ha la casa, la seconda casa in altopiano, tanti altopianesi sono venuti a abitare a Bassano e quindi sicuramente è un territorio che è interessato e interessa anche a Bassano, senza nessuna prevaricazione, ci mancherebbe altro, però una visione globale del territorio, questo è sicuramente importante non solo per la pianura, non solo per la fascia pedemontana. Invece a Paolo Bordignon chiedo, visto che parliamo di territorio, le strade perché anche in questo caso si guarda a sud e c'è la Valsugana in una condizione onestamente inaccettabile, si guarda a nord e c'è una Valsugana che ormai non ce la fa più, è bastata una frana per mandare in tilt completamente un intero comprensorio per mesi. Che cosa si può fare per tutto questo come territorio? Beh, c'è molto da fare. È ancora una proposta di anni fa, quella della bretella ad ovest di Rosà, che aveva coinvolto Bassano, Tezze e Fontaniva. C'è da lavorare su tutto il territorio, lo svincolo di Rosà tutti lo sanno, non possiamo non ammetterlo. Dobbiamo far forza e chiediamo a tutti i comuni del comprensorio di spingere verso la regione, verso l'ANAS, verso la SIS, verso tutti per risolvere questo snodo, perché qualunque che si mette in strada e arriva allo svincolo di Rosà, che vada a Bassano o che vada a nord o a sud, è bloccato, per cui riguarda un intero territorio. E dopo c'è tutta una serie di attività delle piste ciclabili. Ho sentito un messaggio della Pavan che aveva fatto ai suoi elettori qualche giorno fa, prima della termine della campagna elettorale, che parlava di ciclopolitana. Beh, a Rosà la ciclopolitana personalmente, quando ero sindaco, l'ho portata avanti da 5 anni. Non ho avuto la corrispondenza degli altri comuni, ma va fatto queste cose qua, ben venga queste cose qua. Che lo faccia poi la Pavan, che lo faccia Finco, che lo faccia Campagnolo, non importa, l'importante è che vengano fatte queste attività per l'intero territorio, perché ne trae vantaggio tutti, quelli a nord e anche quelli a sud. Dicevamo, possiamo parlare di una sorta di Pax Bassanese adesso, ne abbiamo già parlato, ma è un tema che secondo noi va approfondito. Ci sono tantissimi argomenti per i quali, lo abbiamo sentito, insomma, c'è un'unità di intenti. Scusate, ci andiamo alla proclamazione, dopo torniamo a parlare di tutto questo. Vai Mirko, siamo da te. Allora, ecco, ci siamo, stiamo aspettando, visto i primi segnali, cioè il fatto che il presidente di sezione abbia indossato la giacca con queste temperature già estive, insomma dovrebbe essere un segnale. A pochi passi da me c'è il sindaco Elena Bontorin, quindi ultime verifiche, si va veramente fino all'ultimo decimale di controllo sui verbali, che poi saranno depositati, comunicati ufficialmente e formalmente alla prefettura. Dovremmo esserci, ma insomma colgo ancora alcuni minuti. Ecco, ti chiedo informalmente, perché qui tutti mi chiedono a me, io lo chiedo a te, poi riferirò i dati parziali di Bassano, così li puoi ripetere a chi ci ascolta, io li posso comunicare a chi è qui e che invece stava seguendo Mussolente. Giro la domanda a Monegato, se avete dati diversi da quelli che abbiamo noi, qualcosa che arriva dai seggi, perché al momento la distanza fra Pavan e Finco, ma per il sito del comune, che ricordiamo non è proprio aggiornatissimo, è di un punto percentuale. A voi risultano cose diverse? Diciamo che la situazione è ancora in bilico, sembra che Campagnolo possa andare al ballottaggio e che se la giochino... C'è la proclamazione, le chiedo scusa, c'è la proclamazione. Il sindaco entrante è Elena Bontorin. Ecco, chiedo al Presidente se può rileggere i dati ufficiali, grazie. Tutti dentro. Lei intanto ci rilega i dati ufficiali, così abbiamo la certificazione timbrata. Abbiamo la prima lista, che è Vivere Insieme Mussolente e Casoni, 907 voti. Poi abbiamo la seconda lista, che è Mazzocco Claudio Sindaco, 1518. E il nuovo patto Uniti per Casoni e Mussolente, terza lista, 1647 voti. Quindi hanno 130 voti in più, diciamo, rispetto alla seconda lista. Ha registrato problemi particolari quest'anno? No, penso che le cose sono state abbastanza tranquille, serene, diciamo almeno
qua su Mussolente un po' qualcosina, forse Casoni di qualche particolare, ma Ordinario. l'ordinario, quello che succede di solito magari con le amministrative. Adesso il sindaco cosa fa? Deve firmare? Le sue prime firme? Adesso Deve firmare il verbale che certifica, ecco, definitivamente l'elezione a prima cittadina dopo essere stata assessore. Quindi vi mostriamo questo momento prima di lasciare anche Mussolente, il sindaco Elena Bontorin, la tanta gente che è qui presente e che l'ha accompagnata, e poi ci sposteremo a Cassola, poco distante da qui. C'è qualche attimo di incertezza, ma nessuno ha cambiato idea, dice il sindaco, è tutto confermato. Chiaramente c'è una procedura burocratica complessa ma importante da rispettare. Sono i verbali e chissà, sindaco, quante altre firme da qui ai prossimi 5 anni dovrà mettere. Questa è solo la prima di una lunga serie. Allora, attendiamo la prima firma, dopodiché salutiamo e ringraziamo. Ci rivedremo nei prossimi giorni, nei prossimi anni. Speriamo per lei, per i cittadini, con calma. Firma il presidente della prima sezione, 10 giugno 2024, la data della proclamazione, e la prima firma del sindaco eletto Elena Bontorin. C'è una copia per la commissione, una copia per il comune, una copia per la prefettura. Ecco, dovremmo esserci sulla apposizione perfetta. Ecco. E allora, con questa prima firma del sindaco di Mussolente, la lasciamo al resto delle incombenze. Mazzo di fiori per le congratulazioni. E con questo noi, Ferdinando, ti ridiamo la linea, ci risentiamo tra poco da Cassola. Noi ci uniamo alle felicitazioni. Prima di salutare Stefano Monegato, una domanda, passiamo alla domanda successiva perché ci sarà comunque tempo di parlare di tutti i temi. Possiamo parlare davvero di una Pax Bassanese a questo punto, vista questa situazione? Centrodestra avanti, uniti contro Campagnolo e altri, visto che c'è qui comunque un esponente della Lega del territorio. Guardi, io di solito non faccio le cose contro, faccio le cose per, quindi a me interessa che l'area moderata di centrodestra trovi una comunità di intenti. In qualche maniera bisogna accordarsi, mettersi d'accordo, trovare una soluzione sui programmi, anche sulle poltrone, per la politica è fatta anche di impegni, e quindi credo che per quanto mi riguarda cercheremo di fare tutto quello che è possibile, che vada a Finco o che vada alla Pavan, per trovare un accordo, per non lasciare in mano la città alla sinistra alleata con l'estrema sinistra. Noi ci facciamo il classico nodo al fazzoletto, ne riparleremo quando sarà il momento. Grazie per essere stato con noi, grazie per il tempo che ci ha concesso, come si suol dire, in bocca al lupo. Grazie. E se ci saranno novità non esiti a contattarci, le daremo qui in diretta. Certamente. Grazie ancora. Noi torniamo invece da mamma mia che giornata, Paolo Bordignon, chiediamo scusa, ma abbiamo una lista di amici che ci sono venuti a trovare oggi. L'emozione di una proclamazione, lei l'ha vissuta per 2 volte, l'emozione di una proclamazione dopo una campagna elettorale anche magari complicata, una corsa, si arriva e qualcuno ti dice
chiavi in mano, adesso tocca a te. È il momento di festeggiare, però il giorno dopo si deve ripartire purtroppo, e quando uno si mette a fare il sindaco posso garantirvi che cambia la vita. Se uno lo fa con il cuore credo che cambia veramente un modo anche di vivere, perché i problemi nascono giorno per giorno e naturalmente le soddisfazioni le trovi non sui grandi progetti ma soprattutto sulle persone che incontri ogni giorno, soprattutto sulle persone, soprattutto gli anziani, i bambini, credo sia la soddisfazione principale che un sindaco ha. Le faccio una domanda un po' più complicata. Dovesse ritrovarsi il centrodestra per combattere la proposta di Roberto Campagnolo, siamo per ipotesi, dovesse vincere Elena Pavan nuovamente perché magari Nicola Finco si mette a disposizione, come vi ponete voi nei confronti di un sindaco che faceva parte del vostro partito, del partito per cui avete dato tanto e che poi in corsa è cambiato? È una situazione molto complicata, di quelle che hanno anche risvolti umani personali. Naturalmente se si sente di rispondere a questa domanda, visto che ci sono risvolti umani e personali. Ma io sono anche, tra l'altro, molto amico dell'Elena Pavan, che l'ho incontrata anche poco prima che decidesse di andare con Fratelli d'Italia. Credo che non cambi niente, delle persone mature devono lavorare per il territorio e questo è il compito dei partiti, di fare queste scelte, perché al di là l'ho premesso prima, le scelte personali non vanno da nessuna parte, per cui devono lavorare per un territorio e credo che la politica passi in secondo piano dal momento che le scelte vanno fatte per il territorio, per cui sia personalmente che politicamente l'obiettivo è solo quello, di lavorare assieme. Allora adesso fra poco avremo qui in studio un ospite. Se prima era un ospite con il quale eravate stati alleati, adesso c'è un ospite con il quale invece non siete mai stati alleati. Noi ringraziamo, prego datevi la mano, un bel segno questo, in un momento come questo, siamo nel bel mezzo di una tornata elettorale complicatissima, vedere due esponenti di partiti e di posizioni molto diverse che si danno la mano qui a Rete Veneta, insomma è un bel segnale. Abbiamo Angelo Vernillo. Allora, noi sappiamo che fra poco dovrebbe arrivare anche Alberto Stefani in collegamento con le prime dichiarazioni che rilascia qui, quindi è un momento molto importante perché per la Lega è un momento molto importante. Chiediamo invece, finché non riusciamo a fare il collegamento, che momento è per la coalizione che supporta Roberto Campagnolo. Buongiorno a tutti e grazie. Credo che sia una situazione che si stia mettendo in maniera positiva, che stia premiando la capacità di stare insieme, la capacità di essere uniti per amministrare al meglio una città importante come Bassano del Grappa. Siamo ottimisti, i dati che stanno arrivando ci fanno sperare bene, però credo che sia rispettoso attendere ancora un po' con un ottimismo, diciamo, della ragione, anche un po' di passione per sperare di poter dare un'amministrazione nuova e diversa a questa città. Andiamo a Borgo Ricco, dove c'è Chiara Gaiani con Alberto Stefani, segretario regionale della Lega, per le prime dichiarazioni ufficiali qui a Rete Veneta su cosa è successo in queste ore e cosa sta succedendo. Poi torniamo in studio. Sì, buongiorno Ferdinando, grazie ad Andrea Benetti. Siamo ancora a Borgo Ricco con Alberto Stefani, che ringraziamo per aver trovato del tempo per noi. Intanto facciamo un primo bilancio. Che tipo di Lega si ritrova all'indomani di questa tornata importante di europee e di amministrative, e com'è la Lega in Veneto? Forse è andata meglio che in altre regioni? Diciamo che le elezioni amministrative ci stanno restituendo un quadro importante, soprattutto nei piccoli e medi comuni, dove la Lega sta vincendo la stragrande maggioranza di questi comuni. Oltre il 90% dei comuni medio-piccoli vince la Lega, vincono le coalizioni di centrodestra dove la Lega è trainante, e stiamo tra l'altro ottenendo in questi minuti dei risultati molto importanti che ci stanno comunicando. La nostra forza è questa, la nostra forza è il territorio, la nostra forza sono le realtà locali, e su questo va anche imperniato lo sviluppo del partito. Per quanto riguarda invece le elezioni europee, rispetto al 2019 avevate 18 europarlamentari, saranno 10. Il Veneto non esprime per ora nessun europarlamentare, si è già andato a Vannacci e alla candidata del Friuli Venezia Giulia. Questo non è un bel risultato, questo non è un buon risultato.
Beh, innanzitutto Vannacci è una candidatura che è stata ovviamente in essere in tutti i collegi, quindi aspetterei a dire che non c'è un europarlamentare del Veneto, come è normale che sia. Per quanto riguarda il risultato delle europee, vorrei sottolineare che fino a qualche settimana fa la Lega era data per spacciata sotto il 7% con la leadership di Matteo Salvini in discussione. In questo momento la Lega ha superato il 9% a livello nazionale. Matteo Salvini ha dimostrato che la scelta di Vannacci ha portato consenso al nostro movimento politico. La Lega distanzia Forza Italia di oltre 5 punti percentuali in Veneto, nonostante la narrazione di molta stampa e di molte televisioni andasse in senso completamente contrario. Poi i dati fortunatamente certificano la realtà, e per quanto sicuramente in Veneto si possa fare molto di più e si debba fare molto di più durante le prossime tornate elettorali, è anche vero che questo sorpasso non c'è stato, che la Lega ha tenuto, che la Lega ha distanziato Forza Italia come in nessun'altra regione d'Italia, ed è anche vero che la Lega a livello nazionale ha superato il 9%. Quindi vorrei dire che il bilancio, insomma, deve essere assolutamente equilibrato e valutato sotto questi aspetti. Ecco, prima di tornare all'oggi andrei al domani. Fratelli d'Italia si impone in Veneto, è primo partito, così come in Italia. Ovviamente ci sono le regionali, già l'ha fatto in passato, lo continua a fare anche in queste ore. Il presidente del Veneto, il prossimo presidente del Veneto sarà di Fratelli d'Italia, dicono. Ma a decidere il presidente del Veneto sono i leader di centrodestra, come sempre è accaduto, e dopo vorrei anche sottolineare che quando si affronta una sfida come quella delle regionali è una sfida territoriale che ha tutt'altra logica rispetto alle elezioni amministrative, che invece ci stanno dando dei risultati soddisfacenti sotto tutti i profili, soprattutto per quanto riguarda il voto delle comunità locali, e questi sono risultati molto importanti, e vorrei dire che forse è meglio aspettare prima di ipotecare candidature, e vediamo un po' cosa succede, perché 1 anno e mezzo è molto lungo, si collabora tra alleati, ma poi le scelte e i candidati devono essere votati dalle comunità e dai cittadini. Ecco, Ferdinando, chiederei il tuo intervento per quanto riguarda la situazione di Bassano, che sappiamo essere piuttosto fluida. Lascerei allo studio Alberto Stefani su questo. Chiara, ti facciamo una domanda molto semplice dallo studio che ci hanno girato i nostri ospiti, Paolo Bordignon ad esempio, ma anche qualche altro ospite di centrodestra, e tutti dicono: ma se invece di andare separati a questa tornata elettorale Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia andavano assieme, adesso erano già lì con lo spumante o il prosecco o qualche altro vino bianco del territorio a festeggiare un successo e di essersi ripresi ancora una volta all'ottava città del Veneto. Allora, mi dicono dallo studio che hanno per esempio come ospite Bordignon e altri: se il centrodestra restava compatto sareste a festeggiare praticamente in tutte le piazze. Il centrodestra spaccato non ha portato dei buoni risultati, ovviamente questo è accaduto a Bassano, per esempio invece Rovigo sta andando molto bene. Sì, poi ogni comune è a sé, chiaramente ci sono dinamiche locali, ci sono dinamiche territoriali. Tutte le scelte che abbiamo fatto le abbiamo fatte ascoltando la base e quindi ascoltando il volere dei militanti, e credo che il segretario abbia una regola: ascoltare prima di tutti la base, i propri militanti, le proprie sezioni. Oltre a questo vorrei anche ricordare che comunque su 23 comuni sopra i 15.000 la Lega porta a casa 16 candidature, molte delle quali hanno visto un candidato leghista proporsi in solitaria e poi avere la coalizione a rimorchio. Quindi vorrei anche sottolineare questo aspetto, perché 16 su 23 credo sia un risultato molto importante. Altre forze politiche o non ne hanno nessuna o ne hanno 2. Quindi credo che poi i conti vadano fatti con il numero di candidati sindaci e di amministratori che porti a casa. Ecco, quindi per i ballottaggi sono aperte tutte le porte, restano aperte le porte per riunire il centrodestra? Ci confronteremo con le squadre locali, ci confronteremo con i candidati, ci confronteremo con le segreterie, ascolteremo la base, perché questa è la prima regola, e poi andremo ad affrontare le sfide che abbiamo davanti. Rovigo è una città molto importante, vincere il capoluogo di provincia per noi sarebbe un risultato storico, e quindi stiamo lavorando su questo. Ferdinando? Ti
tutti. Ringraziamo Chiara Gaiani e Alberto Stefani, segretario regionale della Lega, per questa lettura di una situazione che immaginiamo possa essere molto complessa. Noi ringraziamo anche Paolo Bordignon per essere stato con noi, grazie a voi. Grazie per averci fatto compagnia. Ovviamente la sua lettura invece del territorio è sempre molto lucida e precisa, anche perché conosce personalmente tutte le situazioni. Grazie ancora, buon lavoro, ci vediamo a breve. Grazie. E in bocca al lupo. Grazie. Allora, con questo in bocca al lupo a Angelo Vernillo, che rappresenta la coalizione che sostiene Roberto Campagnolo. Facciamo una domanda un po' piccante, ma trovarvi di fronte a due coalizioni che si sono attaccate in modo durissimo durante tutta la campagna elettorale, che si sono poi divise proprio in partenza, con il sindaco Pavan che è passato dalla Lega a una coalizione con Fratelli d'Italia, situazioni personali veramente che hanno rischiato di far saltare il banco più volte, e hanno già detto, ed eravamo presenti noi anche i telespettatori, che sono tutti pronti a rimettersi insieme. C'è una sorta di Pax Bassanese. Cosa dite voi di questa Pax Bassanese? Ma io credo che la Pax Bassanese forse andava fatta un attimo prima, per il bene della città. Stiamo alla finestra ad attendere e vedere un po' come andrà anche la situazione di chi andrà al ballottaggio, perché pare che ormai noi siamo abbastanza in una situazione positiva. Chi andrà al ballottaggio tra Elena Pavan e Nicola Finco, e soprattutto come poi cercheranno di raccontare alla città il perché si rimettano insieme. Io penso che le liste che hanno sostenuto i diversi candidati sindaci del centrodestra possano anche fare una riflessione sul bene della città, sui programmi, su quelle che sono le cose importanti da fare e il futuro della nostra Bassano, superando magari quelle che sono state le motivazioni che in 5 anni hanno portato questa città a fare degli evidenti passi indietro. Per cui non so cosa aspettarmi. Credo che sarà importante capire quale delle due compagini andrà al ballottaggio e poi aprire delle riflessioni. Io non credo che sarà facile per loro rimettersi insieme, no? Perché è un po' come le storie d'amore lunghe che durano e poi dopo ci si mette insieme solo per convenienza. Sono delle situazioni che sono destinate a non durare. Anche perché la convivenza dettata dalla convenienza, insomma, non è proprio cosa da consigliare, soprattutto politicamente. Il rischio è quello di perdere dei pezzi per strada e che poi le cose non vadano tanto bene. Poi chiaramente nella casa degli altri decidono loro, ecco, certo. Per carità, noi siamo qui, abbiamo cercato di fare una campagna elettorale propositiva, aperta, parlando di Bassano, parlando del futuro, parlando ai cittadini e con i cittadini, ascoltando le persone e senza metterci in contrapposizione con nessuno, ma cercando proprio di dire che Bassano è di più e quindi di poter andare avanti. Una campagna elettorale molto particolare, anche quella che è stata fatta da Il Momento. Abbiamo Giulia Moro che è venuta a salutarci e stare con noi qui in studio a commentare un po' questa tornata elettorale. Grazie. Buonasera a tutti. Sì, per noi è stata una campagna impegnativa. Noi siamo all'insegna della scomodità, abbiamo fatto delle scelte difficili sin dall'inizio e per noi i risultati raggiunti, quelli che già stiamo vedendo in queste ore, sono straordinari, perché 4 mesi fa praticamente il nostro progetto lo conoscevano un centinaio di persone e invece siamo arrivati a contattare tantissimi cittadini grazie proprio alla scomodità delle nostre scelte. Abbiamo valorizzato la complessità, abbiamo fatto tutto passo passo, scegliendo la coprogettazione, scegliendo la condivisione, la pluralità. Non sono state scelte facili, per chi ha partecipato a qualcuno dei nostri incontri sa quanto è stato difficile, però crediamo che questo sia un modello possibile e crediamo che tanti altri comuni lo stiano dimostrando. Allora, parliamo di giovani. Prima andiamo da Monica Smiderle in municipio, perché immaginiamo che stiano arrivando ormai dati sempre più precisi su quello che accadrà nelle prossime ore. Monica, aggiornaci. Eccoci nuovamente in diretta dalla sala del Consiglio Comunale in Municipio a Bassano del Grappa. Al momento sono 13 le sezioni scrutinate, ovviamente c'è grande attesa, iniziano ad arrivare anche volti noti della politica bassanese, tra questi Giovanni Reginato, per ben 15 anni consigliere comunale qui a Bassano, candidato nella civica a sostegno di Nicola Finco.
Allora, innanzitutto le chiedo un commento su questa campagna elettorale. Ma la campagna elettorale è stata assolutamente svolta in maniera, diciamo, civile e partecipata anche abbastanza da parte dei cittadini. I confronti fra i candidati sindaci sono stati caratterizzati assolutamente dal fair play e anche forse un pochino troppo, nel senso che ci sono state discussioni non troppo, diciamo, accese, ecco, nel confronto fra i sindaci. Quello che però potrebbe essere anche, diciamo, da questo primo esame del numero di votanti, c'è stato un netto crollo del numero di votanti fra il 2024 e il 2019. Cioè, parla dell'affluenza alle urne. Esattamente, l'affluenza è crollata dal 64% al 55%, quindi nonostante il traino che si poteva pensare dovuto alle elezioni europee concomitanti. Insomma, questo è un dato che dovrebbe fare un pochino pensare sulla partecipazione. Ecco. Allo stato attuale c'è Campagnolo, insomma, che si affaccia al ballottaggio, e poi Reginato c'è questo testa a testa in famiglia centrodestra. Sì, Campagnolo si sta, su queste 13 su 41 sezioni che sono state scrutinate, si sta profilando come diciamo, la coalizione che ha preso più voti. Dopo il resto si vedrà, non lo so, c'è un testa a testa, ma è ancora assolutamente troppo presto per qualunque tipo di considerazione, perché non abbiamo dati, insomma, che possano farci fare un commento. Allo stato attuale la lista civica a sostegno di Nicola Finco porta a casa circa un 10%. È un dato che vi soddisfa? È in linea con le vostre aspettative? Mi soddisfa sia finora diciamo, il risultato globale della coalizione Finco, perché è abbastanza soddisfacente finora, non ci basta chiaramente, perché per il ballottaggio bisogna arrivare fra i primi due. Nell'ambito della coalizione questo risultato finora, con molte cautele, è un buon risultato della civica Finco, perché siamo intorno al 10%, ma ripeto, siamo a 13 su 41 sezioni. Quindi c'è grande attesa, insomma. C'è grande attesa e trepida attesa. Ferdinando, siamo a disposizione eventualmente per le tue domande. Monica, noi ti ringraziamo, andiamo avanti con gli ospiti in studio, pronti a entrare ovviamente in diretta per qualsiasi altra informazione. Giulia Moro, è il momento... Domani no, perché c'è ancora probabilmente il ballottaggio, bisogna guardare un po' tutte le possibilità. Fra 2 settimane che cosa succede? È il momento? Il momento continuerà a lavorare da domani in realtà, perché domani avremo l'assemblea post elettorale e questo è un'altra cifra che ci contraddistingue. Noi abbiamo un progetto a lungo termine, questo è solo l'inizio, è un punto di partenza per noi, quindi continueremo a lavorare e cercheremo appunto di fare il possibile per portare le nostre proposte a Bassano e realizzarle. Allora, in bocca al lupo, vedremo poi come andrà a finire, vi aspettiamo qui a Rete Veneto naturalmente per raccontare il vostro progetto. Noi andiamo ad Angelo Vernino a parlare di giovani, perché è il momento, è una lista con tantissimi giovani, ne avevate tanti anche voi. Come si fa a parlare ai giovani oggi? Ma intanto il modo migliore per parlare ai giovani è sicuramente quello di coinvolgere i giovani e fare in modo che siano loro stessi a parlare e trovare degli spazi e dei momenti per essere ascoltati. Ci vuole la capacità e l'umiltà da parte dei giovani di intraprendere dei percorsi anche di formazione e di ascolto, perché la politica cittadina è fatta anche di situazioni di necessità di conoscere, di studiare e di avere anche la possibilità di confrontarsi con chi ha già avuto responsabilità di amministrazione o ha già fatto delle esperienze. Io credo che la commistione, l'unione delle diverse generazioni in una comunità sia l'elemento fondamentale per poter progredire, poter andare avanti. È quello che abbiamo cercato di fare, quello che cerchiamo di fare con la nostra coalizione e continueremo a fare sicuramente anche da questa sera e da domani mattina. Questo era per quanto riguarda il parlare con i giovani, ma parlare con i bassanesi come si fa? Abbiamo visto che ci sono tanti temi di questo periodo che hanno riguardato direttamente i bassanesi. Quali sono i temi che voi avete scoperto essere più importanti per loro? Ma intanto sicuramente la necessità di ritornare ad essere ascoltati. I bassanesi in questi 5 anni si sono sentiti poco ascoltati probabilmente, e quindi riaprire e rimettere in piedi tutte quelle situazioni di partecipazione e di ascolto. E poi dopo la possibilità di non vedersi magari imposti dall'alto determinate decisioni e quindi riprendere in mano quei percorsi un po' difficili e complicati
dati che sono necessari per amministrare una comunità composita come quella di Bassano del Grappa. Io non dico che in questi 5 anni non sia stato fatto nulla, ma dico che forse si doveva ascoltare di più e probabilmente questo è un elemento che ai bassanesi va ridata la possibilità di avere voce non solo durante le elezioni ma anche dopo, quando si amministra una città come Bassano del Grappa. Andrea Zonta, vice sindaco di Bassano, c'è posta per lei a questo punto? Posta per me no. Le elezioni stanno andando come devono andare, i cittadini chiaramente hanno sempre ragione, per cui a loro la voce e la parola. Siamo al primo round, perché poi ce ne sarà un altro, e se il centro-sinistra è sicuramente in vantaggio in questo momento, ma ahimè forse il centrodestra deve fare qualche esame di coscienza. Non è che loro sono in vantaggio perché sono sicuramente in questo momento più bravi, ma se sommassimo i voti del centrodestra in questo momento unito, vinceremo probabilmente al primo turno. Ecco, questo non è accaduto. Io non posso scagliarmi e non posso dire nulla alla sinistra, che ha fatto la sua campagna elettorale e come deve essere, in modo corretto e democratico. Forse qui dobbiamo farci noi gli esami di coscienza. Ripeto, c'è un ballottaggio, c'è ancora il tempo per recuperare, non è detto, dipende dall'atteggiamento che a questo punto il centrodestra, di là che sia Pavan o Finco il candidato che andrà a scontrarsi, a questo punto possiamo dirlo, con Roberto Campagnolo, dipende dalle mosse che vorranno fare e da come sapranno prendere la coalizione e gli elettori bassanesi per avere un qualcosa in più. Diversamente, ahimè, la democrazia è un qualcosa, non è una scienza perfetta, ma è sicuramente la cosa che più dobbiamo rispettare come politici. Se vincerà il centro-sinistra al ballottaggio, noi cercheremo di capire quali sono le motivazioni, ma faremo, per chi ci andrà in consiglio comunale, farà la sua giusta battaglia. Ripeto, non sono finiti ancora i giochi, perché mi pare che ufficialmente le sezioni non siano ancora chiuse. Diciamo che la tendenza sicuramente è quella che il centro-sinistra attualmente, adesso non so, mi pare intorno al 30%, sia comunque sicuro di andare a ballottaggio. Allora, prima di tutto abbiamo riferito ad Alberto Stefani, che avevamo qui in collegamento, questa considerazione che hanno fatto un po' tutti quelli che sono passati da queste parti, ovvero che se il centrodestra fosse andato unito adesso sareste tutti attorno al vostro candidato sindaco eletto a stappare qualche bottiglia di vino messa in fresca. Non è andata così. Stefani ha risposto in modo diplomatico che doveva andare così perché si è ascoltata la base, si vedrà poi cosa fare per un eventuale secondo turno. Certo è che potrebbe essere difficile ricucire alcuni aspetti che probabilmente non vi riguardano direttamente come Fratelli d'Italia, anzi, ma che riguardano l'altra parte di un'eventuale coalizione di centrodestra. Ma è chiaro che quello che accade, che potrà accadere, è sicuramente necessario costruirlo. Non è impossibile, ripeto, le questioni si risolvono sempre tra persone che hanno voglia di mettersi d'accordo. Se questo sarà fatto non ci sono problemi, se invece cominciano le questioni personali non se ne dà fuori, ma io credo che sulle questioni personali purtroppo il centrodestra ne abbiamo già viste che basta. Io sono schietto, non vado in certa di retoriche o di questioni. Bisogna essere seri, e se ci vuole essere seri si può essere seri. Una vecchia volpe della politica bassanese meno di 2 ore fa era seduta qui, ci ha detto sì, va bene, ma tanto tutto può succedere in politica, quindi tutto effettivamente può succedere. Io adesso approfitto che ho qui 2 ospiti che sono piuttosto pesanti nei rispettivi schieramenti, per sapere se avete qualche dato in più rispetto a quello del sito del comune di Bassano, che è un po' rilento, e Ligendo non ne parliamo, il sito del governo è indietro di almeno un paio d'ore. Se avete qualche informazione, qui dicono Campagnolo 30%, Pavan 23,39%, Finco 23,37%, una forbice a questo punto con poche sezioni scrutinate di un voto fra Pavan e Finco. Vi risulta? Avete qualche dato diverso?
che potete darci naturalmente, ovviamente. No, qualche seggio in più, ma la tendenza è questa, nel senso che c'è la nostra coalizione che è un po' più avanti, mentre le due coalizioni di centrodestra sono abbastanza vicine. Ovviamente scaramanzia impone di non vendere la pelle dell'orso famosa prima che sia finito tutto, però diciamo che questa è la tendenza. Come intendete prepararvi al ballottaggio, posto che questa è la tendenza? Ma allora, posto che questa è la tendenza, il ballottaggio è il momento in cui si va a concludere una campagna elettorale, un percorso di una proposta per la città. Continueremo a raccontare la città che vogliamo, la città che vogliamo costruire, che vogliamo portare avanti da qui, se i cittadini ci daranno la responsabilità nel ballottaggio, e continueremo su questa linea, continueremo ad essere propositivi e positivi. Voi invece come vi preparerete al ballottaggio? Adesso la campagna elettorale di Elena Pavan, l'abbiamo vista, è una campagna elettorale su quanto fatto, con alcune contestazioni, però comunque su quanto fatto e su quanto è in divenire. C'è qualcosa in più che si può dire alla città adesso? Ma alla città, io credo che nelle campagne elettorali, quando si fa il primo turno, sicuramente si dice, ognuno dice la sua, ognuno dice tutto. Non è che poi si comprano le situazioni nella seconda tornata. Diciamo che noi come centrodestra abbiamo, sommando i numeri, la possibilità di potercela fare, ma ripeto, ci vuole la volontà di parte di tutti. Io credo che quello su cui dovremo lavorare domani mattina, al di là del minimo scarto, sia Pavan o sia Finco, quello su cui dovremo lavorare è quello di cercare un accordo per poter in qualche maniera andare a portarci a casa quei voti sommati che ci permettono di vincere rispetto al centro-sinistra. Questo noi possiamo fare, ma non lo facciamo a questo punto. Non è che si portano via i voti da una parte promettendo qualcosa di diverso. Bisogna prendere i propri voti, farne tesoro e cercare di lanciare il proprio candidato alla vittoria. Abbiamo capito che sarà una campagna elettorale completamente diversa da quello che abbiamo visto fin qui, sarà molto più probabilmente politica, molto più strategica, molto più imperniata su alcune strategie per parlare alla città. Di tutto questo parleremo fra pochi minuti, perché facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra pochissimo, ci sono informazioni molto interessanti.